Se la produzione del vino è la punta di diamante di un'agricoltura che in Veneto continua a produrre fatturato, il settore allevamento vive una crisi profonda che tocca in alcuni casi livelli drammatici, con diverse imprese vicine alla chiusura o già chiuse, la protesta e il malcontento degli allevatori, anche nel Bassanese, e aggravato anche dalla famigerata vicenda delle quote latte. 22 milioni di multe e sono arrivati qui per naturalmente sforamento delle quote. Adesso noi stiamo valutando insieme al Ministero quali accorgimenti, quali rateizzazioni si possono fare. È chiaro che le quote sono finite nell'aprile di quest'anno e quindi adesso c'è un regime di liberalizzazione. Quelli che hanno purtroppo avuto questa mazzata vanno ad aggiungersi a tutti i problemi connessi con la produzione, quindi è un settore, soprattutto quello della produzione del latte, delle nostre imprese, in cui ci saranno parecchi problemi quest'autunno. In Regione si cerca di trovare una soluzione, la certezza per ora è una sola: le multe andranno pagate. Siamo stati la prima regione a approvare il PSR, il piano di sviluppo rurale, e qui nei prossimi 5 anni c'è 1 miliardo e 200 milioni a disposizione per le nostre imprese agricole che vanno verso l'innovazione. Faremo una campagna promozionale su quella che è il nostro marchio, che è la qualità verificata, la qualità veneta, quindi compriamo i nostri prodotti, stiamo attenti quando si va a fare la spesa di acquistare prodotti che siano fatti, confezionati in Veneto.